Il nuovo impianto di termovalorizzatore di Fusina, progettato dalla società del gruppo Veritas Ecoprogetto, ha suscitato parecchie preoccupazioni nella popolazione del territorio, che teme un aumento considerevole delle emissioni e il possibile utilizzo dell'inceneritore anche per smaltire percolati di discariche contenenti i famigerati PFAS, già dispersi nelle acque sotterranee del Vicentino e che, se ciò avvenisse, sarebbero dispersi qui in aria. Le dichiarazioni di Veritas apparse sulla stampa negano questa possibilità. Come pediatra personalmente penso, e credo di esprimere anche il parere di gran parte dei miei colleghi, che ogni aumento delle emissioni inquinanti del nostro territorio sia ad ogni costo da evitare, vista la già grave situazione esistente, testimoniata dai dati rilevati quotidianamente per polveri sottili e ossido di azoto, nonché dai dati allarmanti sulla presenza di diossina nel latte materno rilevati in uno studio eseguito alcuni anni fa nel veneziano. In questo contesto, ogni aumento di emissioni in atmosfera va evitato ad ogni costo se vogliamo salvaguardare la salute dei nostri figli e nipoti. Ricordo che i bambini, per le loro caratteristiche fisiche e fisiologiche, sono esposti agli effetti a lungo termine dell'inquinamento molto più degli adulti e che gli effetti dell'inquinamento tendono a trasmettersi anche alle generazioni future. Credo debba essere fatto ogni sforzo per ridurre al massimo la produzione di rifiuti e non incrementarne in alcun modo l'incenerimento. È da auspicare un confronto aperto con la popolazione e un impegno chiaro e vincolante che escluda successivi potenziamenti, per il bene di tutti e soprattutto, vale la pena ripeterlo, dei nostri bambini.